Allora, eccoci qua. Buon pomeriggio, ragazzi. Nuova live anche quest'oggi, puntualissimi come sempre. Quindi salutiamo il pubblico che mi segue da YouTube. Buon pomeriggio. Un caro abbraccio va per tutti i miei follower che mi seguono da TikTok. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, per una consulenza con il maestro Cleo basta chiamare in diretta, solo così potete avere una mia consulenza. Munitevi sempre, come dico sempre io, munitevi di carta e penna, perché durante il percorso di questa live più volte io ripeto il mio numero di telefono per intervenire in questa live in diretta. Poi se volete far prima, vedete che nel mio profilo qui trovate il video dell'oroscopo che ho pubblicato in questi giorni e lì nello scroll trovate il numero di telefono, va bene? Salutiamo l'amico Francesco Magro che dice: buon pomeriggio maestro, una curiosità, le carte napoletane si possono usare per cartomanzia? Sì, si possono usare, però è il sistema delle casalinghe che utilizzano o utilizzavano le carte napoletane. Diciamo che il risultato è quello come sensitività, quindi attraverso le immagini delle carte napoletane, attraverso la lettura avviene attraverso le figure del cavallo, della rete, dell'otto, cioè hanno tutto un altro sistema di lettura, però sono valide ugualmente. Mentre queste qui che utilizzo io sono i tarocchi, i veri tarocchi dell'indovino, quindi diciamo che sono uno dei primi tarocchi utilizzati ed più facile da interpretare. Va bene? Allora, prendete carta e penna perché adesso dirò il numero 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Pronto? 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 Non è pronto e noi agganciamo subito, non ci sono problemi. Andiamo subito ad agganciare. Ecco qua, diamo spazio a qualcun altro che desidera telefonarci. Pronto? Pronto? Eccoci qua. Adesso sì, salve. Salve, piacere di conoscerla, sono Anna. Piacere tutto mio, Anna. Da dove chiami? Io da San Severo, provincia di Foggia. Ah, bellissimo, dimmi. E niente, io volevo sapere se riuscirò ad avere giustizia contro il mio ex. Giustizia in che cosa consiste? Fammi capire. Esattamente in famiglia. Il 3 di maggio ho una causa penale e volevo sapere se riuscirò... avrai giustizia attraverso la legge, ho capito. Esatto, sì. Devo dare la data di lui? Sì, mi devi dire quanti anni c'ha, che segno è? Allora, lui è un Sagittario, si chiama Luigi ed è il 20/12/75. Tu invece? Io mi chiamo Anna 010487. Allora, fermami da questo momento in poi quando vuoi, grazie. Va bene, ok. Stop. Ok. E andiamo a verificare.
Allora, è una questione un pochettino molto complicata. Perché c'è troppa carne a cuocere e troppe persone a sparlare. Sì. Della famiglia mi riferisco, attenzione. Lo so. C'è anche una donna anziana che mia suocera Tu non lo vuole. sai, ma io non lo so, io sto a leggere le carte. Sì, ma ti sto dando conferma. Quindi che succede? Che la vincerai tu un giorno, attenzione, la vincerai tu, però la legge è chiaro che vuole vederci chiaro, capito? Perché qua non solo rischia lui di avere una condanna, ma rischiano anche altri componenti della famiglia per falsa testimonianza. Cioè loro. È chiaro? Sì. Quindi L'hanno denunciato pure a me per falsa testimonianza. sì, quindi devi dimostrare tutto l'occorrente che puoi dimostrare tramite il legale, però alla fine la vincerai tu. Più o meno ci vogliono molti anni. Ci vogliono molti anni, la legge italiana è moscia, troppo moscia. Madonna santa. Troppo moscia. Se non fosse così moscia la legge italiana, non verrebbero ammazzate tante donne che noi sentiamo in telegiornale, capisci? Invece, così moscia che aspettano prima che succeda il guaio. Guarda, io sono già parecchie volte che tentano di uccidermi. Lo so, l'ho visto, perciò ho detto riguardati. Sono già parecchie volte che tentano di uccidermi. Fa attenzione, vai avanti con le denunce, qualsiasi cosa corri subito in caserma e riguardati, va bene? Lo so, ti ringrazio. Buona serata, buona serata. Tre quattro cinque 630 8172. Questa è una live altamente professionale con il sottoscritto il Santoni di Avella dal 1979 in attività. Però attenzione, perché con la bocca io potrei dire chissà quante cose, voi di là potete credermi come non potete credermi, però, quando poi andate, un attimo per piacere, quando poi andate su YouTube a verificare i miei video sul canale Il Santone di Avelle, vedete tutti i miei video della mia vita, da quando avevo 20 anni già stavo con le carte in mano, e allora a quel punto vi dovete stare solo zitti, perché è la realtà. Pronto? Sì, salve. Salve. Come va? Molto bene. Ascolti, io ho una domanda da fare. Mi è arrivato un foglio dalla questura e volevo capire se avrò problemi con i miei figli o con il mio compagno per questo foglio. Ah, ma per te personalmente? Sì, no, veramente è arrivato sia per me che per il mio compagno, perché abbiamo liti continue, quindi magari qualcuno ha fatto qualche esposta, dici tu? O qualche esposto, qualche notifica, insomma. Vediamo se è qualcosa di serio. Allora, dammi la tua età, che segno sei? Allora, 39 Leone. Vediamo, fermami quando vuoi. Stop. Ma un foglio che ti devi presentare o una... Sì. Ah, okay. Ho un appuntamento venerdì. Vediamo. Qualcuno che ha comunicato i vostri litigi e così via
e qualcuno anche della parentela, attenzione. Dico anche questo, è che praticamente vogliono sentirti e per capire. Tutto qua, ma non c'è niente di grave. Di allarmante. No. Posso fare un'altra domanda oppure? Dimmi. La mia relazione. Mm-hmm. La tua relazione? Se volge al termine o continua. Ma è una domanda che hai già mai fatto precedentemente? No. Sicuro? Uh-huh. Andiamo a vedere. Mi dici quanti anni c'ha il tuo compagno? 34. Segno? Capricorno. Allora, fermami quando vuoi. Stop. Gioia, sta tutto a te che vuoi fare. Quindi sono io a decidere. Sei tu a decidere se vivere una vita felice o vivere una vita ingarbugliata. Quindi se io lo lascio... Dico, se lo lascio potrei essere felice? Ma la felicità mica si compra, scusami. Se tu lasci se tu lasci sta persona, la lasci per un motivo, no? Per vivere una vita più serena. Sì. Se poi ci hai fatto così tanto abitudine di viverla infelice, vivela infelice. Quindi sarò io, cioè dipende da me. Tutto dipende da te, ti ho detto la verità. Ok. Io la ringrazio infinitamente. Buona serata. Una buona serata, grazie. Buona serata. 345 630 81 72 oppure andate a prendere il numero di telefono sul video nel mio profilo, c'è il video dell'oroscopo nello scrollo. Pronto? Buonasera. Salve, buonasera. Prego. Posso chiedere una domanda? Posso fare una domanda? Come no? Ok, io volevo chiedere se la mia famiglia riusciva a vendere e acquistare casa. Deve vendere una casa per comprarne un'altra? Esatto. Ho capito. Allora, mi devi dare l'età del capofamiglia e il segno zodiacale. Mio padre nato il 5 novembre 1981. Mm-hmm. Vediamo, allora, fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. Sì, ma allora riuscirete a vendere in quest'anno qua, ma comprare una nuova soluzione, una nuova casa, se ne parla l'anno nuovo. Quindi riuscirà questo vostro progetto. Okay. E ti dice se c'è qualcosa di negativo o meno? Vediamo subito. Su di te? Sì. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io sono nato il 30 maggio 2008. Ok. Fermami quando vuoi. Sì.
Stop. Allora, negatività ce l'abbiamo un po' tutti e così è anche il tuo caso, perché io noto che sono esattamente 5 mesi che non riesci più, diciamo, a raggiungere il livello di fortuna, e come tutto gira male intorno a te, è dovuto alla negatività che ti hai portato dietro nel corso degli anni, perché durante il corso della vita di ognuno di noi la negatività si impossessa di ognuno. Sì, non lo metto in dubbio. Quindi perché abbiamo a che fare con uno, con un altro, con un altro e con un altro, e si dice a Napoli non tutto quanto ti vogliono bene, non tutti ti vogliono bene. Sì. E questo, e quindi negatività c'è. Va bene? Ok, di positività ti dice nulla? No, se c'è negatività non c'è positività. Se c'è positività non c'è negatività. Al futuro ti dice qualcosa? Il futuro, quando c'è negatività, io dico sempre di provvedere a liberarsene delle negatività per far sì di far rientrare la positività. È un po' come il PC ogni tanto si va a resettare, no? E così anche l'essere umano. Chi crede nelle negatività. Poi, chi non crede a niente, come viene così se la prende. Tutto qua. Bene. Ok, buonasera. La ringrazio profondamente, grazie mille. Grazie a lei. Grazie, arrivederci. Allora 345 630 81 72. Ricordo che ricevo anche da vicino, in provincia di Caserta. Pronto? Ciao Cleo, sono Emma. Ciao Emma, da dove chiami? Da Torino. Da Torino, dimmi. Ecco, io volevo dirti, tu nella veggenza che mi avevi fatto l'ultima volta mi hai detto che ti ricordi della persona che mi avevi detto che avrei incontrato, quella un po', diciamo, giusta? Sì. Mi avevi detto che aveva paura di queste cose perché era stato fregato dalla cosa precedente, dalla sua storia precedente. Sì. Io, diciamo, lo sto frequentando. Sì. Però voglio capire un attimino cosa... Se è la persona giusta? Sì, mi avevi già detto che era la persona giusta. Sì. E allora? Me l'hai già detto. Voglio vedere un attimino come si svolge questa cosa. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io sono 15 maggio del 74. E lui? Lui non lo so, lui so che ha 48 anni, un anno in più di me. Vediamo così allora, dai. Pensi a lui? Sì. E fermami quando vuoi da questo momento in poi, grazie. Basta. Ok. Come già ti dissi, questa persona ha come un blocco, hai capito? Uh-huh. Ha paura di innamorarsi e di poi rimanere deluso di nuovo. Uh-huh. Però col tempo questo sicuramente andrà via, perché lo vedo preso da te, lui si sente preso, capito? Innamorato, diciamo. Ah, ho capito. Però questo gli fa paura, questo suo sentirsi innamorato. Perché siccome lui esce fuori da una, già io ti dissi, no? Sì, esce fuori da una situazione poco piacevole e così via. Ci sono uomini che quando si innamorano danno l'anima e il cuore,
e quindi poi che fanno? Si lasciano, soffrono e quando si mettono con un'altra hanno paura di rimanere ancora una volta delusi, capito? Sono persone sensibili a questa cosa. Quindi lui è uno di questo. Quindi man mano col tuo amore, con le tue coccole, cerchi di portarlo a un'altra dimensione. Lui man mano ne uscirà fuori da questa paura. Dici allora che ho speranze con lui? Sì, È la persona giusta, dici? Sì, io lo vedo la persona giusta. Infatti me l'hai sempre detto. Sì. Ok. Solo che adesso sono 15 giorni che non lo vedo perché forse lavora, capisci? Vabbè, ho E capito. voglio capire se riesco a vederlo in questi Ogni giorni. cosa a suo tempo. Tu mettiti da parte e aspetta che sia lui a farlo. È innamorato allora? Sì, te l'ho detto. Quindi, allora, carissima amica mia, nell'amore, perché tante donne di voi mi devi perdonare del vocabolo che vado ad usare. Siete talmente ignorante non è offensiva, attenzione. No, credo, lo so come parli, tranquillo. Ecco, siete talmente ignorante che col vostro fare andate a creare un distacco sentimentale. Sai perché? Una persona che è stata sempre libera, mai oppressa da niente, e si mette con una ragazza, con una donna, e comincia a avere 10 messaggi al giorno, e comincia a avere 4 telefonate al giorno, e comincia a avere... C'è. No, veramente io non No, ho neanche il suo io... numero di telefono ancora. No, Figurati, non ce l'abbiamo neanche. No, ma perciò ti ho detto mettiti da parte, perché ti stavo spiegando cosa succede poi. Quindi che succede? Che tu a quella persona la vai a fare una guerra psicologica. E quella persona dice no, basta, ma che l'ho ammazzato io, il Padre Eterno? No, io non sono Capito? quel tipo, guarda, ti ripeto, ancora non abbiamo i contatti, cioè non abbiamo perciò, ancora, sì, non perciò. ci siamo ancora scambiati il numero, non so, si vede che lui ancora non si era attento di darmi il suo numero. Perciò ti dico mettiti da parte, perché lui sta valutando, sta osservando, sta scrutando, quindi mettiti da parte e sarà lui a contattarti, a chiamarti. Sì, diciamo, viene dove abito io, perché ti ripeto, non abbiamo ancora, lui non ha il mio numero di telefono, io non ho neanche il suo, capisci? Vedrai, tranquilla. Questo è il punto. Vedrai, tranquilla, andrà come dico io. Ok, Leo, grazie mille ancora della tua gentilezza. Ciao bella, ciao. Ciao, grazie, ciao. Allora, queste sono le mie consulenze con anni di esperienza, oltre 40 anni, quindi quando io, o meglio, quando io sto in live, un attimo solo, quando io sto in live non sto per prendere i follower, sto qui per dedicare a voi un'oretta della mia vita, ok? Ecco perché mi metto con calma, tranquillità a darvi spiegazioni in merito. Se poi siete abituati a scrivere nei commenti ai tanti cartari, non cartomanti, perché cartomanti è una cosa, cartari è un'altra. Cartari sono quelle che si mettono lì in live, tesoro mio, amore mio, patatina mia, gioia mia, bla 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 bla. Dovete contattare quelle persone lì. Pronto? Pronto, buon pomeriggio maestro. Buon pomeriggio a lei, prego. Guardi, io volevo sapere, siccome mio padre a settembre ha una causa giudiziaria, sì. Volevo capire un attimino come andrà a finire. Sì. È una causa penale o... Penale. Penale. Papà quanti anni c'ha, che segno è? 59 toro. Fermami quando vuoi. È la prima udienza? No. Già è stata rimandata, vero? Sì.
Allora, nonostante tutto, però, ti ripeto, può essere anche rimandata ancora, Io ti sto a dire che quando avverrà questo processo, questa causa, nonostante la malafede di qualcuno, perché vedo che c'entra qualcuno, nonostante la malafede di qualcuno, colei che cerca di creare scombino, tuo papà ce la farà a vincere questo processo. Capito, ma subirà qualche condanna, qualcosa? Ma scemenza, cose in carcere non andrà, quindi qualche scemenza da niente. Ho capito. Ok? Va benissimo. Qualche condizionale, qualcosa del genere, capito? Ho capito. Va benissimo. La ringrazio, gentilissimo. Buonasera. Buon pomeriggio. Allora, linee libere per parlare col maestro Cleo, qui presente il Santone di Avella. Consultate il mio sito, o meglio il mio canale ufficiale su YouTube. C'ho 2 canali, uno si chiama il Santone di Avella e l'altro l'oroscopo del maestro Cleo. Sull'oroscopo del maestro Cleo lì potete seguire il mio oroscopo che preparo ogni settimana, e sul Santone di Avella andate a vedere tutti i miei video della mia vita. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego. Volevo sapere se avrò una nuova frequentazione. Se avrai? Una nuova frequentazione. Se incontri la persona giusta? Sì. Vediamo. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 34 anni, Sagittario. Ok. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Ok. Da dove chiami tu? Roma. Da Roma. Allora, io voglio ricordare a tutti che mi occupo di liberazione di negatività, malocchi, fatture e via dicendo, e mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore. Mi reco a domicilio in tutto Italia e ricevo da vicino in provincia di Caserta. Allora, progetto. Sì, allora, incontrerai una nuova conoscenza, una nuova amicizia, un nuovo intraprendente, ma già lo conosco o lo sarà ci nuovo? stavo arrivando. Siccome tu c'hai nella testa già una persona che riguarda il tuo passato e non mi hai fatto la domanda precisa, ritorna o non ritorna perché navighi sott'acqua, tu navighi sott'acqua, allora io ti dico, non è una persona che fa parte del tuo passato, è una persona tutta nuova, lavata con Berlana. Ma quando lo conoscerò? Lo incontrerai entro e non oltre il mese di giugno. Ma al lavoro? È una persona che devi incontrare. Una volta che l'hai incontrato, tu mi chiami e noi controlleremo se è lui la persona giusta che fa per te. Ma posso sapere se lavora in divisa? Non ho capito. Lavora in divisa? È una persona che non conosci ancora. No. Non è quello che tu pensi che c'hai nella testa. È una persona che tu non conosci. Ho capito. Ma si può sapere cosa fa? Come lo riconosco che questa persona è nuova? Che non lo conosci, è chiaro, no? Non lo conosci, è la persona giusta. Poi mi chiami e noi controlleremo se è lui quello lì che fa per te. Ho capito. Ok?
Grazie. Buona serata. Grazie. Allora fatemi le domande precise. Più mi fate la domanda precisa, io più vi do la risposta precisa. Non fate le furbette, non navigate sott'acqua perché io me ne accorgo. E poi dirò la parolaccia quando me ne accorgo. Pronto? Salve, buongiorno. Salve. Potrei sapere qualcosa su mia nipote e il fidanzato se vedi del futuro? Sì. Poi vi do la data, aspettate. Capiamo la data, ma? Aspettate, mi do la data. Prego, signore. Allora, il fidanzato il 10/3/99 e lei il 10/7/2001. Fermatemi quando volete. Sì. Ok. Lei già era fidanzata tempo fa. Lo vedo, signore. Sto guardando e vi stavo a dire che qua chi non vuole questo rapporto è la ragazza. C'è sta tanto, poi c'è sta tanto, poi c'è sta, ma non le va. Quella No. veramente lei era fidanzata, no? 3 anni. Siccome questo è stato proprio il primo suo fidanzato, no? Mi ricordo la verità. Sì. E disse, sì, allora quella la domanda, tu segui, cerchi, ma tu, siccome ti stai fidanzato 3 anni con un altro ragazzo, e ma nemmeno di una settimana, ma non sono litigato, quella è una cara amica di mia figlia, per me è come una figlia, l'ho cresciuta. Sì. Poi dice, tu sta cagà, comunque si state fidanzate, ho pigliato 3 anni, non è nemmeno una settimana, per lei questo è un amico, a me me l'ha detto. Allora lei è incerta, signora, non ha sicurezza su questo ragazzo. C'è stata no, c'è sta tanto, poi c'è sta, ma non è lei che non sa nemmeno che non me ne che boh. Non vedo futuro, signore, non vedo futuro. No. Lui ci tiene pure, se fossi per lui la cosa andrebbe pure bene, ma è essa, è essa. Comunque lui ci tiene, questo ragazzo. Lui ci tiene, ma è essa che non ci tiene, è essa che non sa nemmeno che boh. Sta a capo confuso. Va bene, dice che se tu cerchi di sapere il futuro, quindi che non è ma da qui c'è la capa su, scusate, perché io non so nemmeno a chi va trovando. Non ha sicurezza. Va bene, grazie, c'è sempre gentilissimo come tempo. L'altra cosa, sì. Comunque è andata mio nipote ieri là e gli hanno chiesto l'avvocato. Siete proprio un mostro nella lista. Grazie, signor, grazie. Non quando mai. Grazie a voi, sempre gentile. Grazie, arrivederci, signore. Il discorso, io vi ringrazio a tutti, il discorso è che io sto qui per leggere le carte, non per, ripeto, non per perdere tempo, non ho tempo da perdere per perdere tempo. Allora, fate tap, voglio vedere i tanti cuoricini, un abbraccio particolare di cuore all'amica dei cuoricini. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Chi va là? Francesco da Sicilia. Ciao Francesco, dimmi. Allora, senti, una domanda. Volevo sapere se incontrerò la persona giusta, una ragazza destinata giusta. Vediamo un po'. Quanti anni tiene Francesco? Che segno sei? 31 a 10. Allora, fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok.
Andiamo a vedere. Sì. Sì, incontrerai la persona giusta, perché tu praticamente esci fuori già da una situazione non tanto buona. Sì, infatti. E quindi hai perso un po' la fiducia, giovane, però non Ma una fa... storia seria troverò, nel senso... Sì, non facciamo un'erba e un fascio, perché, ripeto, quella buona la si può trovare. Quindi non vedi negatività su di me, nel senso... No, non c'è nessuna che a volte mi negatività. vanno le cose male, per questo volevo No, sapere. ma allora è il mondo che ci circonda, che è diventato marcio. Quindi l'importante negatività non ne vedi, giusto? No, non c'è nessuna negatività. E l'incontro quando sarà più o meno? Ma io penso che tutto il mese di maggio ci sarà questo splendido incontro. Ok, le farò sapere, lo speriamo bene. Ciao Francesco. Arrivederci. Allora, per i nuovi entrati, il numero per parlare con me 345 630 81 72. Voglio vedere i tanti cuoricini. Tap qui sulla mia fronte per far sì di aumentare i mi piaci, ed se potete condividete questa live. Poi se volete mettere il seguo, mettetelo per voi, non per me, perché così rimarrete aggiornati sulle prossime mie live e vi arriverà la notifica, quindi è utile per questo. È una live dove potete chiamarmi solo telefonicamente, non scrivendo i commenti, perché l'ho disattivati qui su TikTok i commenti, perché non ho tempo da perdere nel leggere i commenti, guardare, il commento sale sopra, fallo scendere giù. Ma questo lo facciamo fare a chi dovete fare le donazioni. Io qua donazioni non vi chiedo. Pronto? Sì, ciao maestro Cleo, Antonella. Antonella, da dove chiami? Basilicata. Basilicata, dimmi. Allora, guarda, vorrei fare una domanda alle vostre carte. In pratica, a quanto pare c'è un po' di amicizie femminili, parlo, no? Un po' anomale. Volevo la conferma dalle carte, perché vedo troppi attacchi con cose futili che non stanno né in cielo né a terra, come diciamo noi. Vediamo chi ti vuole bene. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 44 gemelli. Fermami quando vuoi. Ok. Allora, siccome tu sei una tipa espansiva, molto libera mentalmente e non te ne frega di nessuno, tutto questo ti porta a uno stato, ti attiri, voglio meglio dire, delle invidie intorno, perché io qua vedo tante persone che cercano di sparlare di te, ma ci sono anche persone che ti vogliono bene, attenzione, più uomini che donne ti vogliono bene a te, ma non perché sei una donna, è perché No, capisco. perché ti trovi a parlare meglio con gli uomini che con le donne, perché io vedo intorno a te una in particolare con capelli tinti. Sì. Con capelli tinti. Sì, ho capito. Che se ti potrebbe ammazzare, ti ammazzasse. Ah,
mancano le armi però. Ti risulta questa donna? Sì, ma Eccola adesso lei ne ha visto una, ma credo che ce ne sia più di una. Sì, no, questa qui in particolare, ma L'età più o meno, perché ne ho due sotto mano, quindi vorrei capire se la questa piccola, qui, grande. questa qui c'ha oltre i 30 anni. Ok, perfetto, è quella che pensavo anch'io. Perfetto. Allora, meglio invidia che malattie. Sì, va bene. Sai il mio motto qual è? Che io dicevo sempre in TV quando andavo in TV? Te lo dico prima in napoletano e poi te lo traduco in italiano. Falli schiattare come schiattano i pumarola. Napoletano. Sì, lo so, perché io comunque ho case in Campania, quindi lo conosco il dialetto napoletano. E allora falli schiattare come schiattano i pomodori. Sì. E non ti preoccupare, perché la loro invidia sarà la tua Sarà forza. la mia forza. Perfetto. Ok? Grazie maestro Cleo. A risentirci. Stammi bene, a risentirci. Ciao, buon Ciao, lavoro. ciao. Eccoci qua. Voi siete abituati alle live dove dicono fatemi la donazione, fai questo, fai quello, che strillano tutti schizofrenici. A quelli dovete chiamare. Pronto? Buongiorno maestro Cleo. Salve. Lei mi è molto simpatico. Grazie signor, perché dico le verità. Sì, dice le verità. Da Io ho chiamato già un'altra volta. Da dove chiamate signora voi? Io da Salerno. Da Salerno. Signore, si dice a Salerno o must severare tu bancariello. No, ma voi siete un mastro proprio, perché io mi fido di voi. Infatti ho chiamato per la seconda volta, pure la fortuna che mi risponde. Perché gli altri maghi non li penso proprio, gli buoni di donazione, chi pensa? Ma quello stanno lì per mangiare, perché non tengono che mangiare. Neanche soldi, perché non vogliono lavorare, maestro. Non ce l'hanno che mangiare, poverini. Io adesso sto lavorando in questo momento. Allora, ditemi. Io l'ho chiamato già un'altra volta, però ho un dubbio, voglio sapere una cosa. Voi mi avete confermato quello che io sto riscontrando sul fatto dell'amore, però ci sono due amici che mi chiamano. Io volevo sapere quale Chilio meglio? Allora, sono solo amici, non ci sta no niente. Vabbè, vediamo un po' di chi vi potete fidare, va? Allora, il nome non è più vecchietto. Vediamo un po', dammi la data di uno e dell'altro. Io so solo la data di uno, la so sicura, dell'altro e allora aspetta un attimo, dammi la tua data di nascita. 16/4/74. Facciamo prima, pensi il primo e fermami quando vuoi. Aspetta, penso il più piccolo. E non lo so, tu pensi al primo, mettiamogli un numero, pensi al numero 1, vai, fermami quando vuoi. Stop. Pensi al numero 2, fermami quando vuoi. Stop. Ok, allora andiamo. Sono tutti e due bravi. Andiamo per educati, perciò. Vediamo il numero 1 e il numero 2, vediamo le carte cosa ti consigliano. Ecco qua, ti consigliano il numero 2. Wow, proprio. Io pensavo che il numero 1. No, il numero 1 è destinato a deludere. Il numero 2 me lo dà come sincerità in amore ed sicurezza, è più preso. È così, te lo metto per iscritto. Però mi piace più il numero 1. E poi ti prende pure le conseguenze. Vabbè, le conseguenze sì, perché c'hai i figli più piccoli. Vedi? E allora, come fa? Vabbè, è diverso però, questo sì, è più problematica la situazione. Allora, se per un divertimento vai, ma se invece è per una cosa duratura ti dico di no. Oddio. Mo ci pensano pochi, Però alla verità io provo qualcosa per il numero 1.
quello è il mio E problema. vai, la vita non si vive una volta sola, finché va, quando non va, arrivederci e grazie. Vabbè, noi siamo solo amici. E punto. Però io inizio a provare qualcosa col numero 1, dico la verità. T'ho capito, però devi essere anche consapevole, capisci? Che Vabbè, però diciamo lui non è che mi prende in giro, questa era la mia risposta. ma tu ti ho detto, l'importante è che sei consapevole. Però non è che mi prende in giro. Io No. non ho da dire che mi prende in giro. No, persona- rimarrai delusa da altre situazioni. Ah, vabbè, è giusto perché là c'è più lavoro, normale. E invece là c'hai i figli grandi, sposati, non tengo lavoro. È chiaro. Questo è. Va bene, dai, Ok. grazie. Le continuo a dire che lei è simpaticissima. Grazie. Qualche altra volta la chiamo per un'altra cosa. Faccio il numero 3? Se non ci sta il numero 3. Va bene. Ok. Però se vai per il futuro, diciamo la prossima volta. E mo ci penso da poco, Ok, la ringrazio. Arrivederci. Meglio ridere ogni tanto, ragazzi. Qua la vita già è triste. Tra Covid, tra guerre, tra vaccini, mo la quarta dose, tra questo e quell'altro. Non sanno più come ci hanno a uccidere, e allora è meglio che noi ridiamo. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera, sono Santa da Bari. Prego. Posso sapere se ci sarà un ritorno di lui? Sì, mi devi dire quanti anni c'hai, che segno sei? 41 Toro, E lui? 07 03 94 Pesci. Da quando è andato via? 3 mesi. Fermami quando vuoi. Una storia di quanto tempo? Siamo visti un paio di volte. Ok, fermami quando vuoi. No. Ok. No. Sì, un attimo solo. No, non vedo alcun ritorno. Vedo una persona che non è una persona che si lega facilmente e cerca l'amore, no, cerca tutto altro. Cerca una donna da portare a letto. Chiaro? Va bene. Buonasera. Grazie, buonasera. Io sono diretto, non... Le cose le dico come stanno, non ho niente da nascondere. Non mi piace andarci torno, voglio che mi capite. E non c'è una cosa meglio di essere diretti per farsi capire. Tiravento, ragazzi, qua dove abito io, vedo che all'improvviso hai girato a Ventarello. Grazie dei cuori. Allora, vediamo un po' quanti cuori ci siamo a 4.100, arriviamo a 5.000. Forza, tap. Allora andate a mettere subito il seguo per i nuovi entrati, così vi arriverà la notifica non appena io sarò di nuovo in live. Ogni giorno sarò in live, sempre dalle ore 16 fino alle ore 17, quindi ogni giorno sto qui. Però se mettete il seguo avrete anche la possibilità di andare a vedere i miei video ogni volta che li vado a caricare, perché ogni mattina vado a mettere il video della preghiera del giorno. Già siete protetti.
Tutti voi follower che avete messo il seguo sarete protetti dal sottoscritto e dalle mie preghiere di aiuto con il mio gruppo di preghiere. Quindi mettendo il seguo, che succede? Oltre ad essere protetti, ma riceverete la notifica ogni mattina del video della preghiera che ho vado a pubblicare ogni giorno. Quindi ogni mattina voi andate lì, seguite la preghiera che dura pochi minuti e iniziate la giornata in un altro modo. È chiaro? Questa è la cosa bella. Non sono un cartaro, sono un maestro spirituale, sono un veggente sensitivo, quindi il mio cammino è quello spirituale. La cartomanzia io la utilizzo perché purtroppo siete abituati a vedere le carte in mano alle persone e io faccio le carte pure io. Ma credetemi, a me le carte non mi servono. A me, per poter indovinare una persona, lo faccio anche attraverso la voce. Basta sentire la voce della persona, l'età e il segno zodiacale, vi dico vita e miracoli. Le carte ce l'ho perché voi siete abituati a vedermi con le carte in mano, a tutti. Se non vedete le carte non vi trovate. Pronto? Chi è? Salutate a Milla. Oh, cane è già passato, stamattina è passato tardi. Oh, cane è passato tardi stamattina. Ah, no, purtroppo gli va carica lui. Pronto? Oui. Che Ma non ci sta, il comune non ha ancora da fare il centro, niente. Angela, questo è un lavoro che noi potremmo fare, e tieni qualche casa a spazio, ci buttiamo 5-6 vecchiarini e dammo a mangiare e bere e ci pigliamo la pensione. Mannaggia Bubba. Tutto a posto, Cocchi, io ne chiesto ci sono di... Cocchi, io ne chiesto ci sono di, mio Angelo. Va bene? Non ho capito, che non è. Agito, ci sentiamo qualche giorno e chiesto con calma. Sì, con calma. Va buono? Ti ringrazio, sempre gentilissimo, Angelo. Ciao. E ringraziamo gli amici che ci chiamano per salutarci, sempre gentilissimi come al solito. E amici, dobbiamo salutarci perché il tempo per me è giunto al termine ed il tempo per me è giunto al termine, dicevo, quindi andiamo a salutarci, andiamo a mettere le carte nella custodia. Da questo momento, se volete parlare con me in privato, lo potete fare. In privato a pagamento si paga 30 euro un consulto, perché questo è il mio pane, il mio lavoro, non faccio un altro lavoro, va bene? Quindi andiamo a salutare gli amici di YouTube, buona serata a tutti, che le stelle siano sempre con voi tutti.